leghismo così un po' un po' anni 90, un po' romantico della indipendenza e dell'ortodossia, che vale, che ce l'abbiamo, ma anche un leghismo in senso lato, e fai bene a fare questo riferimento ai poliziotteschi anni 70, quelli con Maurizio Merli, con Thomas Milian, in cui si raccontavano le vicissitudini del cittadino in balia delle città sempre più violente, e che in qualche modo sono stati profetici anche senza gli anni di piombo reloaded che comunque stiamo vivendo. Il numero per intervenire in diretta è sempre lui, è lo 0266 20 35 29, e quindi io dico al nostro regista, al di là del vetro, che crea questa contiguità del tipo carcerario, sembra un colloquio, diciamo così, visto che siamo in tema allarme e sicurezza, un colloquio tra reclusi. Spalanca le linee, caro Roberto Colombo, e vediamo se dall'altra parte c'è qualcuno che si presta a questo nuovo esperimento. D'altronde il leghismo non è solo la linea politica di un preciso movimento, è una tendenza di pensiero più trasversale e che si va a nascondere anche in pieghe sia della musica che della cinematografia, che uno magari non si aspetta. Però ditemelo voi. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, su me? Sì, ciao, sei in onda. Sì, grazie. Io sono leghista dall'87. Come ti chiami? Molto sono il Pivi, Fumagalli Pier Vittorio di Osnago. Pivi, questa trasmissione si inchina a te e alle tue opere, che in pochi conoscono, ma dovrebbero leggere tutti. Grazie mille. Senti, no, io mi sono stato ispirato al neoleghismo da radici, quello sui neri di Alex Haley, sui neri dell'Africa, dello schiavismo americano dei neri. Sì. No? Che comunque parlava di radici, parlava di neri, però mi ha ispirato l'amore per le radici, eccetera. E poi vabbè, parliamo di Highlander. Come mai c'è del leghismo? Solo perché è in Scozia? Perché è mitologico, perché parla di Medioevo, insomma, è l'immaginario della Lega degli anni 80-90 e forse ancora adesso. E poi Robocop e Terminator, perché questo desiderio di giustizia. Attenzione. Allora, Terminator, dov'è il leghismo in Terminator? A parte che Arnold è austriaco e comunque incarnava l'uomo nordico che faceva da contraltare a Stallone, che invece piaceva più ai meridionali all'epoca, forse ancora adesso. E quindi Terminator versus Rambo o versus Rocky? Versus Rocky. Rocky è più un idolo meridionale rispetto a Rambo. Italo-americano, meridionalista. E Robocop, che è questo desiderio di giustizia che c'era negli anni 90, che sembrava che un po', ma ancora adesso sembrava un po' che si andava verso l'anarchia, verso il dominio della mafia. Caro Pivi, la Lega rappresentava. Caro Pivi, con Robocop peraltro tu tocchi un nervo per me assai scoperto, perché Robocop peraltro teorizzava la privatizzazione delle città e anche della polizia, e poi c'era anche il tema dell'uomo poliziotto robot che andava quindi a sostituire i poliziotti in carne e ossa, quindi forse al di là del mero leghismo è stata una fotografia in anticipo dei tempi che viviamo. Grazie mille di questa ouverture maestosa con addirittura 4 titoli. Ne parlerò anche il 12 luglio nella puntata di Polenta Heavy Rock dedicata al cinema. Grazie, saluti. Allora, il 12 luglio c'è Polenta Heavy Rock dedicata al cinema. Vi ricordo che anche il sabato c'è Movie Time con l'ottimo Vincent De Maio, quindi io parlo di cinema in modo apocrifo su queste onde. Lo faccio per vedere se c'è da intercettare del leghismo anche dove non te lo aspetti. Ad esempio, ci scrive Raul che dice: io oserei addirittura Gandhi di Richard Attenborough, e mettiamocelo Gandhi direi che è un candidato a far parte poi anche degli delle semifinali e dell'eliminazione diretta che ci occuperà probabilmente settimana prossima. Poi abbiamo Giusy che ci ricorda Il mulino del Po, che è un altro film certamente protoleghista, se non criptoleghista, direi più protoleghista. E poi raccoglie il mio invito sulla Osare Claudio da Trieste, che dice Il giustiziere della notte con Charles Bronson, un antesignano delle ronde. Pronto? Oh. Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Emilio da Bustarficio. Senti, Pinky, io non sono molto afferrato con i film, però ti dico una cosa, che stamattina ascoltando la rassegna di Seinarca sull'unità, sui debiti, dico che un bel film sarebbe quello di Totò, dove
tutti dicono dove lui dice, penso che noi tutti diciamo e io pago. E io pago. Pago, ecco, noi leghisti e io pago e noi paghiamo. Grazie mille, non so qual è il film, però vedo di farci una riflessione anche su questo, perché no, grazie che state in qualche misura accettando anche questa volta le mie follie radiofoniche. Rosa dice L'albero degli zoccoli, un altro film che in qualche misura, quantomeno anche solo per il recupero della lingua, è certamente un film che si può annoverare, che piaccia o meno, nell'alveo diffuso e trasversale del leghismo. Poi abbiamo un altro che insomma fa una precisazione proprio su Sylvester Stallone, e Andrea che dice Sylvester Stallone però con Rambo ha fatto il film più leghista di sempre, quindi mettiamo anche Rambo 1, immagino, Rambo 1 First Blood, dove il veterano scopre di essere solo al mondo e si deve rivoltare contro l'autorità costituita dallo sceriffo, che a sua volta è la cattiva coscienza, direi, di una lega troppo securitaria, quindi è anche un tema all'interno dello stesso leghismo, un dibattito interno addirittura in quello che c'è in Rambo. Prendiamo altri due spunti. Pronto? Pronto, ciao, sono Alberto da Brescia. Ciao Alberto. Ciao, secondo me è un po' sottile, però non so se l'hai visto, The International, quello con, c'era dentro anche come attore italiano Barbareschi, tra l'altro è girato in parte sul lago d'Iseo. Di cosa parla? Dove c'era questo gruppo di potere bancario, finanziario, eccetera, eccetera, produttore di armi, che avevano cercato di eliminare Barbareschi, che rappresentava il Silvio Berlusconi dell'Italia, tant'è che sui suoi comizi c'erano proprio le bandiere che sembravano molto, ricordavano quelle di Forza Italia, e che comunque alla fine per appoggiare questa persona diceva sì, vabbè, ma che cos'è che volete in cambio? Io non ho soldi, così no. E questi qua fanno, tu non ti preoccupare, che al momento buono verremo, è abbastanza che tu ci fai. E dov'è il leghismo secondo te? Beh, il leghismo è ovvio, alla fine noi contro cos'è che lottiamo? Noi siamo per le persone trasparenti che comunque diano l'opportunità sia di lavoro che di tutto il resto nell'ottica dell'onore e di essere tutti, essere quello che valiamo, ma per quello che, chiaro, l'onestà, che produciamo, okay. Esatto, l'onestà. Grazie Alberto. Trucchi le carte, Mettiamo The International anche nel nostro calderone, vediamo cosa ne esce fuori. Un'altra telefonata, vi ricordo solo i numeri prima di prenderla in diretta: 0266 20 35 29 per intervenire in diretta con il film che secondo voi ha dentro del leghismo, oppure per SMS 346 64 277 56. Prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Buongiorno, parlo io? Sì, sei in onda, come ti chiami? Ascolti, sono Mariuccia. Ciao Mariuccia. Di Brescia. Eccoti. Posso dire qualche cosa? Sì, stiamo cercando dei film dove c'è dentro del leghismo. Io adesso ascoltavo su Antenna 3 riguardo a Maroni che vuol dare il sussidio ai disoccupati. Sì. Io le dico una cosa, che c'era una signora, andava in comune, pagavano la luce, le pagavano il metano, le pagavano tutto. Quando è morta, suo figlio ha trovato in banca 250 milioni. Ecco. Adesso le lascio dire a lei, Maroni, se dà 780 euro ai disoccupati, dopo fanno il secondo lavoro. Vabbè, insomma, si può anche uscire dal seminato, tanto io vi riporto subito in argomento, e lo faccio grazie a Roberto, che è un amico che ci scrive un SMS proponendo proprio un film che si intitola Quasi Amici, un film del 2011. L'hai mandato tu? L'hai mandato tu? Ma no, l'ha mandato il regista. Ah, ok, perché ti chiami Roberto, scusate, sto parlando con il regista di là che lo pensava anche lui, e l'SMS è firmato Roberto, quindi gli indiziati per questo SMS siete due, o tu o un altro Roberto, quindi vediamo chi sono. Comunque vi leggo l'SMS che propone come film dove c'è dentro del leghismo Quasi Amici, un film del 2011, leghismo lombardo, tra parentesi, dove il nero si fa dichiarare non idoneo al lavoro per continuare a prendere il reddito di cittadinanza. Lo mettiamo nel nostro calderone, oggi li stiamo prendendo così in modo un po' caotico. Voi continuate a pensarci, mandate gli SMS, un po' di pubblicità e torniamo qui con il nostro festival di cinematografia, a cui dovremo anche trovare un nome. Leggi qui, golf.
anche denunciare un fatto degno da Ghostbuster, che vengo impossessato da Renzi e mi viene l'inglese da primo ministro a volte. Un fatto degno da Ghostbuster, dicevo, è quello che è successo al nostro povero ripetitore di Brescia. Non so se sapete la storia. Piccola parentesi, io non so com'è possibile, perché io un ripetitore immagino una roba gigantesca, però fatto sta che è successo. C'era un ripetitore di Radio Padania a Brescia, era lì, io lo immagino su un declivio, su una collina, lì bello, che fermo, immobile, imperterrito, a spandere il nostro segnale nella provincia di Brescia. E sapete cosa è successo? Se lo sono affottuto, per usare un termine altoatesino. Si sono rubati un ripetitore. Io non sapevo ci fosse anche un mercato nero dei ripetitori, pare che c'è. E se non vogliamo lasciare gli amici e le amiche di Brescia orfane di cotanta radio, che a quest'ora ad esempio vi interroga su qual è il film dove c'è dentro più leghismo, c'è un solo modo purtroppo per uscirne: o aspettare che il ladro ci restituisca il maltolto, ma io sinceramente ci spero poco, oppure fare un bel versamento sul codice di conto corrente postale 3767 1294, ve lo ripeto, 3767 1294, intestato a Radio Padania Libera, con la causale ripetitore Brescia, in modo tale che poi daremo anche conto del fatto che questa radio, quando gli portano via un ripetitore, è costretta poi ad andarselo a ricomprare, perché aspetta e spera che insomma si capisca chi è stato a portarcelo via. Quindi mi raccomando, non lasciamo in silenzio gli amici della zona di Brescia, che comunque ci possono ascoltare sempre. Ditelo agli amici bresciani, telefonategli, sia sul sito internet, perché siamo sempre in streaming, sia con la radio DAB, che è quella radio che se ne frega dei ripetitori. Questo è il senso della radio DAB. Non ho idea di come funzioni, chiedetelo a coloro che la vendono, ci sono forse ancora gli spot in programmazione. Passiamo però dalla radio ad altri elettrodomestici, nella fattispecie il videoregistratore, il lettore DVD, il cinema, la televisione, perché ci stiamo interrogando su quali sono i films dove c'è del leghismo. Il leghismo può essere in senso, diciamo così, identitario, come quello che ci ha proposto Pier Vittorio Fumagalli, con radici sullo schiavismo in Africa, importante. Può essere un riferimento alla lingua locale, quindi l'albero degli zoccoli che avete proposto. Può essere ironico, come il film di Totò dove si dice sempre io pago. Può essere un po' anarcoide, come il Rambo di First Blood. Può essere, come dice Silvana, la rappresentazione delle dinamiche di un piccolo mondo antico scomparso e di cui si prova nostalgia, come nei casi di Peppone e Don Camillo, dove vorrei capire quale dei due è il più leghista, però vi metto questa sotto questione. E poi ecco, sono arrivati per SMS anche gli indiani, sì, sono arrivati con Michele e Roberto che propongono Piccolo grande uomo Michele e l'ultimo Pelle Rossa Roberto da Lainate. Prendiamo delle altre telefonate, cerchiamo oggi proprio a filo diretto, a flusso di coscienza, di tirar giù un po' di titoli di film e poi scopriremo a chi daremo il nostro Oscar della cinematografia leghista. Pronto? Sono Maurizio da Lago Maggiore. Ciao Maurizio. Ciao, ma mi hai rubato il suggerimento. Che era? Erano i film di Peppone e Don Camillo, perché comunque insomma sono il cuore della Padania. Allora ti faccio la sottodomanda, Maurizio. Tra Peppone e Don Camillo, qual è il più criptoleghista? No, allora, se è criptoleghista è sicuramente Peppone, se è criptoleghista. Se invece è leghista, chiaramente Don Camillo. No? Che risposta davvero da democrazia cristiana questa. Questa, se Casini è all'ascolto, si è commosso. Vabbè, insomma, tu hai chiesto se era criptoleghista, quindi... Criptoleghista Peppone, ma leghista vero Don Camillo. Sicuramente. Poi comunque anche Peppone era leghista, solo che non aveva il coraggio di ammetterlo. Ma senti Maurizio, ma se mandassero i profughi a Brescello di Peppone e Don Camillo, secondo te come reagiscono i due? Oddio, da quello che so a Brescello non tira una gran bella aria. Adesso no, ma immaginiamo a quella Brescello lì. A quella Brescello dei film. Beh, ma sicuramente le persone oneste le avrebbero accolte a braccia aperte e le avrebbero anche messe insomma in condizioni di potersi mantenere. Invece i farabutti li avrebbero, come dire, imbarcati su un barcone sul Po. Grazie Maurizio. Al largo. Grazie mille Maurizio. Prendiamo un'altra telefonata. Abbiamo anche scoperto che insomma Don Camillo, diciamo, il leghista più ortodosso, Peppone criptoleghista. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Ettore. Ciao Ettore.
Senti, io non mi ricordo il titolo del film, ma il personaggio di Aldo Giovanni Giacomo, che adesso non mi ricordo se era Giovanni o Giacomo, quello che usava quella cosa per darselo sui coglioni. Tafazzi. Tafazzi, ecco. E quello va bene per i leghisti, sì? Perché se tu ci fai caso in radio c'è sempre qualcuno che, non so, non vota la Lega perché ha fatto questo o perché non mi ha fatto questo, o che ti chiama in radio per dirti ma perché Maroni vuole fare questo e non vuole fare, cioè con tutti i problemi che ci sono in Italia, leghisti, ma non avete proprio un cazzo da fare? Vabbè, questa radio non è nostra, è proprio di chi ci ascolta, quindi anche quando escono un po' dal seminato cerchiamo, diciamo, di non essere troppo repressivi come abbiamo fatto prima, e quindi Ettore ci sta tutto. E Tafazzi secondo me non è proprio leghista però come mentalità. Anche se Aldo, Giovanni e Giacomo secondo me ci hai beccato, perché sono un trio che va messo da qualche parte. Dobbiamo trovare il film di Aldo, Giovanni e Giacomo da mettere nella cinematografia criptoleghista. Io credo Tre uomini e una gamba alla fine, no? Perché c'è questo pezzo di gamba da portare da nord a sud e insomma è quello in cui anche le differenze tra nord e sud sono più marcate. Quindi io vi propongo Tre uomini e una gamba, però sono pronto a ricredermi. Esatto, e poi c'è la parte della cadrega, mi suggerisce Roberto Colombo, che è diventata un topos davvero anche della cultura popolare. Andiamo avanti con i film criptoleghisti, abbiamo arruolato Tre uomini e una gamba, sentiamo il prossimo. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Eugenio da Varese. Ciao Eugenio. Ciao, allora io metterei Braveheart al primo posto. Certo, Braveheart ci mancherebbe. Ma proprio senza parlarne, e Toto Truffa. Il Toto Truffa è quello Io pago? No, Toto Truffa è quello che come Renzi vendeva le fontane di Trevi e il lavoro faceva contare i piccioni in Piazza del Duomo. È fantastico. Ho capito, vabbè, diciamo una critica al renzismo prima di Renzi, grazie. Allora, ne stanno arrivando un po', qua, tra i più, anche per SMS dico, tra i più ricercati, tipo un film con Charlton Heston, El Cid, la storia di un cavaliere iberico che difese a costo della vita la penisola dall'aggressione dei musulmani almoravidi. Gli invasori sbarcavano dal Marocco e da loro si oppose El Cid nel secolo XI a costo della vita alle porte di Valencia. Ce lo propone Marco da Villorba. Poi abbiamo un altro amico che si chiama Moreno e dice: la radio DAB ha bisogno di ripetitori comunque. Caro Pinti, ma la frequenza può essere usata da moltissimi altri, quindi il segnale viene digitalizzato e non modulato nelle vecchie frequenze. Vabbè, io pensavo che la radio DAB in qualche misura invece sovrannaturale, sempre come ogni tecnologia ai miei occhi, potesse fare a meno delle frequenze. Grazie a Moreno che mi riporti con i piedi per terra. Fabrizio dalla Valseriana: non l'hanno rubato il ripetitore, vogliono proprio sabotare Radio Padania. Mi raccomando, allora una grande reazione con il vostro ripetitore popolare, vero, corrente postale 3767 1294. Riprendiamoci il ripetitore e intanto continuiamo a parlare di film dove c'è del criptoleghista. Paolo da Vicenza dice: A Bug's Life, il mega minimondo, perché rappresenta i soprusi che stiamo vivendo ed è un film, diciamo, ambientato nel mondo delle formiche, se non mi sbaglio, e poi in alternativa Il Vendicatore della Notte. Mettiamo a Bug's Life tra i nostri possibili film e prendiamo delle altre telefonate. Pronto? Sì, sono io. Sì, ciao, come ti chiami? Baietto, dalla provincia di Torino. Baietto. Non so se è stato detto, perché ho perso un pezzo di trasmissione, è Geronimo. Io l'ho visto l'altra sera, proprio una settimana fa. È veramente bello, tra l'altro con Gene Hackman che fa una bellissima parte. E Geronimo io lo trovo un film molto, molto vicino a quello che è la nostra battaglia, cioè questi uomini coraggiosi, gli Apache appunto, che non si arrendono mai, non si fidano mai dell'uomo, l'occhio bianco come lo chiamano loro, l'uomo bianco che per noi potrebbe essere Roma, mai fidarci di Roma, ci insegnò Bossi e io mai l'ho dimenticato. E non si arrendono mai, si arrendono quando rimangono solo più in 35, gli viene promesso un posto in Florida e invece a Geronimo si fa 22 anni di galera o hanno più o hanno meno 20 anni di galera, quindi non hanno mai mantenuto la loro promessa e
e Geronimo lo sa, però alla fine deve arrendersi perché sono rimasti in 35 e soprattutto probabilmente senza bambini, perché si vede questa scena abbastanza straziante della mamma con in braccio un bimbo e lui dice probabilmente moriranno tutti e due, quindi neanche più la discendenza, neanche più la continuità. Non hanno gestito l'invasione, come diceva quel famoso manifesto della Lega, non hanno gestito l'immigrazione e alla fine sono diventati minoranza a casa loro. Grazie mille, lo mettiamo nel filone indiani che è sempre amatissimo. Geronimo, piccolo grande uomo, l'ultimo pelle rossa, balla coi lupi no? Cosa vi ha fatto? Anzi, lì c'è anche la conversione del emissario del centralismo John Dunbar, che viene mandato nella regione dei pelle rossa e lì man mano impara i concetti di sussidiarietà, di costi standard e appunto di federalismo nelle varie scuole quadri che tengono i SIU, e finché non diventa a sua volta SIU. È una bella storia di conversione personale, adesso leggermente riletta, diciamo, in un'ottica ideologica, come ho appena fatto io. Per fortuna c'è Davide dalla provincia di Udine che ci riporta invece, diciamo così, nel genere un po' più sanguigno e propone Walker Texas Ranger perché è un uomo di sani principi, oppure nei film di Maurizio Merli già citato, i polizieschi anni 70, dove combatteva il crimine senza andare troppo per il sottile. Immaginate i Black Bloc a Milano contro una squadra speciale di Maurizio Merli, e giù ceffoni, sì, lo mettiamo in mitologia, Davide, non c'è problema, tanto qui abbiamo sia simboli securitari che simboli di ribellione, che il leghismo, come notiamo ogni volta che facciamo questi strani giochi, è sia l'uno che l'altro, una strana disciplina della mente, dello spirito, ma soprattutto della radiofonia che qui immodestamente rappresentiamo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? È la mia, mi chiamo Paolo e sono vicino a Como. Ciao Paolo. Non si sentiva quasi la vostra radio. È un titolo di un film umoristico. Poi gestite voi il commento. Buttala lì. La fame e la sete. Perché la fame e la sete? Perché c'è un evidente, come si può dire, stimolo di lavoro da parte io non mi ricordo più i nomi dei tre fratelli, di quello che vive al nord e che si dedica parecchio al lavoro, e c'è comunque un'integrazione abbastanza simpatica. Lo approfondiremo, Paolo, gestite voi il commento. Va bene, lo approfondiamo. Un film che purtroppo non conosco. Tanto Lorenzone 199 ci scrive: sei proprio sicuro che Tafazzi non sia padano? Mi consenta la formula del dubbio, anche se certo, puntini. Poi ci propongono degli Anonymous, perché poi avete anche questa strana mania di non firmare gli SMS. L'implacabile, un mondo futuro comandato dai network, e anche questo andremo a vederlo, anche se mi sembra un po' più un film grillino. Noi siamo più da Robocop, che è un po' più sanguigno, c'è un po' più di così emergenza sicurezza. Pronto? Ciao, sono Oriana. Ciao Oriana. Ascolta, io sono una vecchia leghista e mi è piaciuto molto un film dove c'era la sorella di Irene, come si chiama? Orca, non mi viene in mente, della Pivetti. Sì. E poi c'era Gene Gnocchi, Solenghi, che c'era un gruppo che faceva rifondazione, l'altra leghista. Metalmeccanico e parrucchiera. Sì, è troppo grande bello, Oriana. bello. Io quando mi capita di rivederlo sulle televisioni tutto adesso mi viene tenerezza, perché era proprio come eravamo noi vecchietti nel 97-98, di tutti sti leghisti sulla barca. L'hai visto? Ma è un film geniale, non so come l'avevo dimenticato. Grazie Oriana. Guarda, è bellissimo. Ciao, grazie mille. Metalmeccanico e parrucchiera, come ho fatto a dimenticarlo? Grazie mille Oriana. Abbiamo qualche altro tentativo radiofonico? Pronto? Sì, sono io. Sì, ciao, sei in onda. Sì, Roberto da Cremona. Non so se è stato detto, non so come si chiamava, se era Nerone, comunque quello di Nerone, che addirittura l'ha incendiata a Roma. Un film su Nerone, va bene, ma Nerone io lo metterei più quindi come è stato, nella mitologia, nella cosmogonia, non è proprio un film su Nerone. C'era un film che mi sembra che si chiamasse Nerone. Adesso non mi ricordo bene. Comunque lui l'ha incendiata a Roma, più leghista di lui. Ah sì, questo sì, sicuramente, infatti è stato uno dei campioni della nostra mitologia. Abbiamo ancora qualche telefonata? Pronto? Pronto, se tocca a me? Sì, ciao, sei in onda.
Sono Maurizio di Varese. Ciao Maurizio. Mi è venuto in mente un film di Franco Brusati degli anni 70, Pane e cioccolata. Pane e cioccolata, quello con Nino Manfredi. Con Manfredi, com'era l'immigrazione controllata in Svizzera, quale regole severe, quanto spazio c'è oggi nel far entrare tutti. Pane e cioccolata, grazie mille, ci sta tutto, grazie mille, un suggerimento davvero così di culto, come anche sempre un altro Anonymous. Io dico, ma potete firmarli questi SMS? Che scrive Tora Tora. Ora, se uno non ha una buona cultura cinematografica, come ad esempio il sottoscritto, potrebbe dire Tora Tora cos'è? E invece Tora Tora è il film sui kamikaze giapponesi che si schiantavano sulle portaerei americane a rischio della vita, diciamo così, per serbare la sovranità monetaria del Giappone, che infatti è stata servata. Michele dice: qualcuno volò sul nido del cuculo. E qui io sento anche una certa aria di presa per il cuculo, ma va bene lo stesso. E vediamo se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sono Marco da Bergamo. Ciao Marco. Niente, io proporrei Matrix, se già non è stato detto. Matrix? Come simbologia appunto tutta la specie umana, come i padani che vivono in questo stato di animazione sospesa, salvo appunto essere salvati tramite il risveglio e quindi la riscoperta di valori, di tradizioni, eccetera, eccetera. Matrix, veramente interessante, grazie. Prego, salve. Tanto il regista, che voi potete immaginare ma non vedere, ma mi dà dei suggerimenti tramite uno schermo, mi dice: e se fosse Bora Bora, punto di domanda. Bora Bora è una località turistica. È una località turistica che non parla dei giapponesi, però. Bora Bora, giusto? Ecco, appunto. Non ha sbagliato, voleva parlare dei giapponesi, ok? Intanto ci arriva un SMS che secondo me anche c'entra nel segno, Rick da Meina che dice Gran Torino di Clint Eastwood. Se voi vedete Gran Torino interpretato da Clint Eastwood, in effetti è veramente un film molto molto leghista, e quindi sì, assolutamente lo mettiamo nella nostra playlist. Vedremo a chi dare il premio, ma non abbiamo ancora dato il nome al premio. Io avevo un'idea, che se non me la migliorate rimane questa, a vostro rischio e pericolo, perché visto che c'è l'Oscar, noi davamo il Lancino, però la capiamo in 5, perché c'è Oscar Lancini, sindaco di Adro. Quindi se avete anche un'idea di titolo per questo concorso che sia meglio del Lancino, è ben, come si dice, ben accetta. Prendiamo una telefonata. Pronto? Giustamente ha abbassato la linea. Pronto? Ciao Pinti, sei grande. Ciao. No, io dico il gladiatore. Il gladiatore? Sì. Come mai? Salvini il gladiatore deve salvare l'Italia. Ok, va bene, Salvini il gladiatore, grazie mille. Grande Pinti. Grazie mille. Allora, gladiatore lo mettiamo, anche se, scusate, se voglio fare un po' di ortodossia. Nel gladiatore del leghismo c'è nella prima scena, quando ci sono i germani che gridano frasi scomposte ai romani, poi perdono onorevolmente la loro ultima battaglia, e quando il generale Massimo dice al suo compare, quello che poi lo tradirà: un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto, e lui si domanda: tu lo capiresti, io lo capirei, e i germani non lo capivano. Scusate se ogni tanto vengo preso da così colpi di ortodossia. Ortodossia e ricercatezza in realtà è il consiglio di Goffredo, leghista di Romagna, che rimane nel solco di Armando Olmi e propone il mestiere delle armi. Poi abbiamo The Warrior di un amico Anonymous, che dice la storia di Ablai Khan che porta l'indipendenza nel Kazakistan. E vedi, arrivano anche titoli che non avremmo mai sentito. Fantozzi, secondo un amico, è un leghista. Poi abbiamo un romanzo popolare con Tognazzi, e mettiamo anche questi ovviamente nel nostro calderone. Ragazzi, non so quanti poi ne usciranno, saranno 8-16 che si sfideranno settimana prossima in questo nostro festival, di cui vi chiedo di trovare un nome, altrimenti si chiamerà il Lancino. Però il Lancino lo capiamo solo noi che abbiamo una certa dimestichezza con il mondo leghista, perché è già lì ci vuole un salto, no? Oscar Lancini. Trovatene un altro migliore, se no lo chiamiamo il Luigi. No, meglio no, il Luigi no, chiamiamolo Lancino. Abbiamo una telefonata ancora? Qualcuno che vuole partecipare? Prendiamo le ultime due perché siamo quasi in chiusura, giusto? Pronto? Pronto? Sì, ciao. Pinti, buona Padania, Maurizio Bustarsizio.
Per me Braveheart potrebbe essere, oppure anche Il Patriota di Mel Gibson. Il Patriota, in effetti, il Patriota lo possiamo mettere anche lui. Braveheart, ovviamente, testa di serie, non so nemmeno se lo facciamo partecipare. Però sì, secondo me dovrà partecipare per vedere se è usurato dal tempo e anche lì ci saranno dei derby importanti. Sicuramente è una testa di serie. Prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Io? Sì, sei in onda. Sì, ok. Allora, mi è venuto in mente un film che hanno fatto recentemente, il titolo è L'uomo che verrà. L'uomo che verrà, grazie, sì, perché l'avevo pensato io ma non l'ho detto perché non volevo condizionarvi. Grazie mille. L'uomo che verrà, che è un film sulla resistenza tutto in lingua locale, che racconta senza retorica quello che davvero accadeva nella vita agra delle campagne italiane durante la guerra, e mi sembra ambientato in Emilia Romagna, peraltro un film molto bello e toccante. Poi abbiamo ancora Ermanno Olmi, scegli tu quello che vuoi, mi scrivete. Poi abbiamo Bisio, Benvenuti al Sud, quindi finalmente si sorride, assolutamente sì da mettere, anche io speriamo che me la cavo da un certo punto di vista, ci suggerite. Poi abbiamo Anto che ci saluta e facciamo un grosso abbraccio. Poi abbiamo altri amici tipo Gianni da Trescore che dice Diabolic ma non è un film. Poi abbiamo un film sull'araba felice che ogni volta che muore risorge come la Lega, ma anche qui non è un film specifico. Balto, il cane eroe, che ci viene suggerito, il cane eroe, Balto. Vabbè, mettiamo anche Balto, perché nulla contro i amici del Collare Verde. Flavio che dice invece Silenzio degli Innocenti con Jack Nicholson nei panni di Roma. Mi sembra, grazie Flavio di aver osato, perché io questo avevo chiesto, quindi grazie di aver osato. Mi sembra che hai osato un po' tantino Il Silenzio degli Innocenti, anche se insomma il titolo la dice lunga su un certo atteggiamento. V per Vendetta ancora arriva tra i nostri suggerimenti. Fantastica Moana, L'uomo chiamato cavallo. Insomma, non fermatevi, io vedo di tirar giù quelli che riesco, ma adesso purtroppo la trasmissione sta andando a chiudersi, è così Roberto, e quindi noi ci salutiamo. Permettetemi di fare l'autospot, ci sentiamo alle 16:30 con Rebelò. A tra poco quindi con me e ancora avanti con il palinsesto di Radio Padania. Dal Marco Pinti un abbraccio, arrivederci. Avete ascoltato Pausa Caffè. Da Radio Padania Libera, buona Padania.